Eccoci, buonasera nuovamente da Giovanni Russo, mi trovo a Messina come sempre. Oggi parleremo in questo nuovo approfondimento delle stazioni di Lercara. Perché delle stazioni di Lercara? Perché Lercara, come molti conoscono diciamo, l'argomentazione delle ferrovie, ha praticamente un passato importante per quel che concerne diciamo, il trasporto ferroviario, inizialmente con le merci e successivamente con i viaggiatori. Ma diciamo così, la mia presentazione è anche un po' riduttiva perché adesso con gli ospiti con che mi confronterò avremo modo diciamo, di approfondire e soprattutto di far conoscere a un più vasto pubblico quello che comunque è l'area diciamo, di Lercara. Lercara è comunque è un'area interna della Sicilia, un'area diciamo, che oggi non ha più purtroppo una stazione ferroviaria se non un bivio Lercara che si trova esattamente appunto sull'asse ferroviario della linea Palermo-Pugione. Adesso vi presento gli ospiti. Io stasera sono insieme a Giorgio Mistretta. Ciao Giorgio. Buonasera. E poi sono insieme al Luciano Marino, che è il sindaco di Lercara Fidi, e a Rosario Oliveri, buonasera, che è l'assessore alla cultura di Lercara Fidi. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Allora, intanto io vi ringrazio per aver accettato questo nuovo appuntamento con Ferrovie Siciliane, insomma, che ovviamente non fa altro che cercare di far conoscere a un vasto pubblico tutto quello che comunque ha a che fare con la sicilianità e soprattutto anche la mobilità, sia quella storica ma anche quella attuale, soprattutto quindi la mobilità sostenibile. A mio modesto parere non ha fatto mai diciamo, tesoro che la mobilità diciamo, sotto ogni aspetto è cultura, economia e anche diciamo, sviluppo dei territori. Ed è quel motivo per cui creiamo questi appuntamenti periodici. Io inizierei intanto con Giorgio, che si trova a Palermo, se non sbaglio. Giorgio? Sì, a Palermo, anche se sono originario di Roccapalumba, vicino a Lercara, quindi Giorgio, giochiamo in casa. Benissimo, se tu ci vuoi introdurre perché le stazioni di Lercara? Allora, Lercara è nella storia ferroviaria siciliana ha diversi primati che la distinguono da tutto il resto delle realtà siciliane, diciamo, ferroviarie. Fondamentalmente perché è l'unica città della Sicilia che può vantare dei primati, perché ha una stazione, diciamo, normale, ma una stazione anche cittadina, peraltro collegate tra di loro da una rete a scartamento ridotto, ma di tipo ad aderenza artificiale, ovvero la cosiddetta cremagliera. Quindi ha anche un altro primato, quello di essere la prima ferrovia a scartamento ridotto a cremagliera. Infatti è stata inaugurata nel 1919. A questo si aggiunge uno dei primati che tutti sconoscono, ovvero che aveva un servizio metropolitano con almeno 8 coppie di treni al giorno tra la stazione di città, che prendeva il nome di Lercara Alta, e quella, diciamo, ferroviaria di comunicazione che si chiamava Lercara Bassa. Lercara Bassa è stata... Quindi a Lercara Alta si chiamava Lercara Città in origine. Sì, così come la Lercara Bassa in origine si chiamava Lercara, poi divenne Lercara Scalo e poi divenne, con l'apertura della ferrovia a scartamento ridotto Lercara, Filaga, Magazzolo, o dall'altra parte fino a Palazzo Adriano, si chiamava Lercara Scalo. Ovviamente questi nomi vennero a essere introdotti con l'apertura ufficiale del tronco. Quindi da questo punto di vista la storia di Lercara è una storia strettamente correlata allo zolfo, perché ricordiamo che Lercara era l'unico bacino zolfifero della provincia di Palermo e quindi era inevitabile che terminato il collegamento tra Palermo e Termini Imerese si addentrasse la ferrovia nella Valle del Torto e quindi era un punto obbligato del collegamento tra Palermo per Castrogiovanni, Caltanissetta, Catania e Messina, la cosiddetta linea poi che divenne la linea di Vallelunga.
quindi la storia di Lercara è strettamente legata a due periodi storici delle ferrovie, quella della costruzione diretta delle ferrovie per conto dello Stato e poi della rete ferroviaria a scartamento ridotto. Quindi questa è l'introduzione, dopodiché cominciamo a parlare delle stazioni di Lercara normale e tutto quanto. Va bene Giovanni? Così cerchiamo subito di entrare nel merito. Allora, la prima stazione di Lercara nasce da un progetto di un ingegnere governativo che si chiamava Marsano. Prevedeva la risalita della Valle del Torto, dove sarebbero state costruite le stazioni di Cerda, Montemaggiore e Roccalvalumba, mentre Lercara ricadeva nella Valle del Platani, esattamente nel cosiddetto piano dei mercanti del Vallone Morello. Questo progetto però aveva un grande difetto. Per passare lo spartiacqua tra la Valle del Torto e il bacino idrografico del Platani occorreva costruire una galleria di 4 chilometri. Se guardiamo all'attualità, fondamentalmente è simile a quello che hanno poi realizzato e completato nel 2017, cioè la cosiddetta variante di Lercara. Nel 1865, quando le ferrovie furono costruite sempre per conto diretto dello Stato, ma sotto la concessione Vittorio Emanuele I e poi della sua surrogata Vitaly Charles Picard, si cambiò il progetto. Fino a Roccapalumba grosso modo rimase uguale, ma da Roccapalumba verso Lercara si decise di portare la stazione nella Valle del Torto, esattamente nel cosiddetto fosso del Torto, a 520 metri di altezza. Questa è la stazione di Lercara città, non è quella di Lercara. Quella di Lercara è... Stiamo vedendo insomma delle immagini insomma di come erano inizialmente. Allora, di Lercara, diciamo, nella fossa del Torto, con quale vantaggio fondamentalmente? Il vantaggio di costruire una galleria di appena 1200 metri rispetto, ma soprattutto di abbreviare la distanza tra la stazione e le miniere di zolfo. E là vicino ci sono le miniere dei colli Croce e Serio. Un po' più alto c'erano i bacini del colle Madore e Friddi, e poi c'era una quinta zona mineraria incontrata Cuba, che comunque è considerata sempre secondaria rispetto a tutto quello che è gli altri bacini minerali. La stazione viene inaugurata il 27 agosto 1870 ed entra in servizio il 1° settembre dello stesso anno. Cosa rappresenta Lercara? Fondamentalmente è il primo collegamento diretto tra le miniere e i porti, ovviamente di Termini Imerese e di Palermo, ma ben presto si diventa anche, esattamente per 4 anni, il capotronco della linea Palermo-Lercara. La stazione viene, come dire, utilizzata massicciamente non solo per il trasporto dello zolfo, ma anche di tutte le merci afferenti ai paesi del bacino, cioè tutto quello che è fondamentalmente l'area che va da Lercara estendendosi fino a Prizzi e Palazzo Adriano, quindi tutte le contrade di Vicari e di Castronovo di Sicilia. Pensate grosso modo che nel 1880 la spedizione di Lercara merci ammontava a complessivi 60.000 tonnellate.
che fatto un conto approssimativo di 10 tonnellate per ogni carro ferroviario, faceva la modica cifra di 6.000 carri ferroviari che si spedivano dalla stazione di Lercara. Io non vorrei andare oltre di questa prima stazione, anche perché ho trovato di recente un documento che fa vedere come il mercato di Lercara, cioè il bacino minerario di Lercara, così come tutto l'entroterra adesso afferente, determinavano una economia impressionante. Tant'è che a seguito della legge del 1979, detta anche legge delle ferrovie complementari, qualcuno ideò, anche se non venne mai realizzato, un progetto di una ferrovia economica tra la stazione di Lercara diciamo ferroviaria, e Lercara proprio. Questa ferrovia economica, di cui purtroppo non esiste i disegni, ma esiste solamente il libro che ne descrive il progetto, prevedeva proprio una costruzione di una tramvai ferroviaria utilizzando il collegamento stradale esistente, ovvero la strada vicinale costruita dal comune di Lercara all'epoca e la linea provinciale. Questa stazione doveva essere costruita, questo mi aiutate voi, di Lercara, nella cosiddetta Porta Agrigento. Non so bene dove sia, però questo è il dato che il signor Pucci, residente a Lercara, descrive. È un bel progetto che sarebbe anche, come dire, bello poter far conoscere anche alle persone di Lercara. Da quella, come dire, intuizione nascono i progetti poi definitivi, sono delle leggi del 1902 e del 1906 che portano alla realizzazione della linea Lercara, Filaga, come detto Magazzolo da un lato e Palazzo Adriano dall'altro lato. Lercara inizia il servizio metropolitano con 3 coppie di treni giornalieri che fanno spola tra la stazione e la città. Da qui poi la sua importanza crescerà con l'apertura di tutti i tronchi successivi delle dette linee. Cosa c'è da dire? Che la ferrovia riscuote un enorme successo soprattutto per i pendolari, perché contrariamente a quanto si scrive, questa ferrovia non nasce per servire le miniere, perché a testimonianza di ciò bisogna ricordare che il comune voleva la stazione cittadina più vicino possibile al centro abitato, mentre i gestori delle miniere la volevano più lontana possibile, perché fondamentalmente per loro non serviva un'altra stazione ferroviaria. Questo è la planimetria, il profilo. Giusto, sì, questo è il profilo della tratta ferroviaria di collegamento tra Lercara e Lercara città, di cui si vede il disegno. La stazione di Lercara città o Lercara Alta, quella che hai fatto vedere prima, è un'importante stazione perché era sede di deposito locomotive oltre di squadre di rialzo, quindi praticamente faceva la manutenzione sia delle locomotive a vapore che delle locomotive dei carri o delle carrozze. A Lercara hanno prestato servizio solo un tipo di locomotive, che erano le locomotive a cremagliera, perché praticamente la linea, soprattutto come dicevo la tratta tra Lercara Bassa e Lercara Alta, era armata con una rotaia centrale cremagliera, quindi ruota dentata, su cui si agganciava la ruota della locomotiva per superare acclività del 70 per 1000, che sono acclività proprio
di ferrovie da montagna. E cosa c'è da dire? Che inizia un servizio fondamentalmente tra l'Ercara e l'ultima stazione di quel tratto, diciamo, palermitano, ossia Palazzo Adriana, e questo durerà fino alla chiusura della stazione, mentre tutto quello che riguarda il collegamento tra Filaga e la parte agrigentina fino a Magazzolo sarà concentrata essenzialmente sui capolinee, non ci sarà molto trasporto tra una parte e un'altra. Le merci andranno dall'Ercara verso i paesi del Palermitano, così come da Magazzolo arriveranno a Santo Stefano di Quisquina, passando per Ciangiana, Alessandria della Rocca, Bivona e Santo Stefano di Quisquina. Ovviamente nella parte agrigentina della linea ferrata c'era l'altro bacino minerario, quello di Cianciana. L'evoluzione della linea purtroppo è un'evoluzione, diciamo, a decrescere, perché subito ci si accorse che queste linee a scartamento ridotto risultavano essere estremamente diciamo in perdita, tant'è che già nel 1935 ricordiamo che queste linee furono completate, la Palermo Filaga Magazzolo nel 23, il tratto tra Filaga e Palazzo Adriana del 20, nel 35 li volevano chiudere, poi scoppia la guerra e quindi si rimanda tutto. All'inizio della guerra si cerca di valorizzarle attraverso che cosa? L'introduzione dei mezzi termici, cioè le famose littorine, che nel caso delle ferrovie a scartamento ridotto si chiamano ALN 64. All'Ercara si fa un tentativo per utilizzarle ed è testimone un vostro compaesano che si chiamava Luigi Rotelli, il quale è l'ultimo capodeposito di Lercara, il quale fa una corsa, viene invitato a fare una corsa prova e dall'esito disastroso. E mi piace con le automotrici, giusto Giorgio? Con le automotrici, sì. E vorrei leggere quello che lui... erano delle RAL 60. Le RAL 60, in realtà nascevano come RAL 64 e poi divennero RAL 60. E mi piacerebbe leggere questo giudizio del signor Rutelli, se permettete gentilmente. Allora, nel 1955 ero andato a prendere in consegna le nuove automotrici termiche a scartamento ridotto, che avrebbero dovuto prestare servizio, oltre che sulla linea Castelvetrano Agrigento, anche sulla Lercara Bassa Ribera, in sostituzione delle locomotive a vapore. Le loro pratiche purtroppo dimostrarono che senza ruota dentata, da inserirsi sulla terza rotaia nei tratti con pendenza sino a 75 per 1000, non vi era sicurezza. Poco mancò che in quelle prove si risolvessero in un grave disastro, poiché in alcuni tratti di maggiore pendenza e lunghezza, che è la sezione a cremagliera compresa tra Sella Contuberna e la stazione di Bivona, le automotrici divennero ingovernabili. Le ruote cominciarono a pattinare sotto l'azione franante e ben presto la velocità assunse valori che ci fecero veramente rizzare i capelli e temere il pregio. Fallito quell'esperimento, si cominciò seriamente a parlare di chiusura del deposito locomotive di Lercara Alta e quindi dell'esercizio sulle linee da esso servito. Iniziò così un braccio di ferro che doveva durare 4 anni tra l'amministrazione ferroviaria e le autorità locali. La prima sosteneva l'inutilità di tale servizio, in quanto poteva essere adeguatamente sostituito dal trasporto su strada. Le seconde invece ritenevano che bastasse migliorare il servizio, renderlo più funzionale e costruire nuove automotrici idonee a quelle linee, ma non giungere a una soppressione che tra l'altro avrebbe aumentato la miseria e la disoccupazione in una delle zone già tanto depresse. Nel 1958 si chiude l'avventura delle
ferrovia a scartamento ridotto che parte dell'isola, e comincia il declino ovviamente dell'importanza ferroviaria di Lercara, prima attraverso la chiusura definitiva dello scartamento ridotto, dal 69 in poi con la chiusura dell'intero bacino zolfifero di Lercara, e poi tutte le altre l'automazione, la cosiddetta variante di Lercara, ne decretano la fine di quello che era l'importanza di Lercara dal punto di vista ferroviario. Di quei scali animati da traffico, voci, merci che passavano, oggi rimane un silenzio di cui spero che l'amministrazione comunale ne voglia recuperare la memoria e l'importanza. Adesso ci arriviamo, Giorgio. Intanto io vorrei chiedere al sindaco e all'assessore qual è la percezione che il territorio di Lercara Fridi ha di quello che è stato il suo passato come importante infrastruttura per il trasporto appunto delle merci, insomma, per quanto riguarda appunto il contesto minerario. Insomma, Lercara sembrerebbe, come dire così, una realtà lontana da tanti contesti molto più importanti, e invece scopriamo oggi che già circa 150 anni fa era qualcosa di importante, anche perché tutte queste merci andavano, Giorgio non l'hai detto, a cosa servivano queste merci? Allora, aggiungi questo, parliamo dello spazio del sindaco. Allora, guardate un po', Lercara Fridi non è un comune, insomma, periferico della provincia di Torino. Allora, che ha tanta storia. Allora, su 60.000 tonnellate, circa 37.000 erano afferenti alla sola città di Lercara, ed erano il trasporto dello zolfo verso i porti di Termini e di Palermo, ma c'erano anche altre merci fondamentalmente, cioè il grano e i cereali, mentre tutto il resto veniva dai paesi limitrofi. Addirittura questo signor Pucci, che progetta, calcolava che mediamente ogni giorno c'erano 190 carretti che scendevano verso la stazione e 60 che risalivano piene verso le destinazioni finali. E questo fa capire che la stazione, contrariamente a quanto si pensa, è sempre stato un portale verso la comunicazione e l'interazione col mondo esterno. Quando oggi si pensa che la stazione ferroviaria sia un luogo chiuso, morto o moribondo per quello che sia, e che non serve assolutamente a nulla. In realtà la ferrovia dimostra quando una realtà è viva, economicamente viva, perché quando si chiude una ferrovia significa che quella zona, dal punto di vista economico, ha poco e scarso valore. Adesso ci abbiamo, Giorgio, intanto chiediamo spazio al sindaco e all'assessore, insomma, e quindi vediamo un attimino di capire qual è la percezione che il territorio ha di questa importantissima infrastruttura che ha reso Lercara Fridi, insomma, una delle realtà importanti. Qualcuno scrive addirittura quasi alla pari di Palermo per quanto riguarda la movimentazione delle merci. Prego, sindaco. Attenzione alla voce, il microfono. Sì, mi senti? Sì, mi senti? Perfetto. Dicevo assolutamente sì, tant'è che Lercara in quel periodo era chiamata la piccola Palermo, per cui il paragone è totalmente calzante, tant'è che io quando dico sempre, non dico mai il paese di Lercara, il nostro paese, ma dico sempre la nostra città, la città di Lercara. E non è una cosa, diciamo, autocelebrativa, non è un vezzo, ma è proprio legato al fatto che non dobbiamo dimenticarci di quanto siamo stati importanti e centrali, e di fatti comunque lo siamo ancora, considerato il periodo. È chiaro ed evidente che anche quanto ho detto prima, quando mancano le infrastrutture su un territorio, quando mancano i collegamenti, tutto il contorno, tutto l'indotto viene a mancare. Però di fatti Lercara ha conservato quella sua tradizione, insomma, di essere luogo di passaggio e luogo di anche trasportatori, no? Perché prima c'erano i carrettieri e molti poi di questi hanno con i tempi moderni fondato delle aziende appunto di trasporto, e quindi portato il trasporto che era
su rotaia, su gomma, perché abbiamo dovuto fare di necessità virtù, ovviamente tutto il territorio ha dovuto fare di necessità virtù. Ma come dicevo, il fatto che le infrastrutture mancano, quando mancano le infrastrutture, come si diceva prima, è chiaro che poi ne risente tutto l'indotto economico del territorio, e questo lo vediamo non solo con la mancanza della ferrovia e anche la lontananza della ferrovia, perché le stazioni più vicine sono quelle di Cammarata e quelle di Roccapalumba, parliamo di trasporto passeggeri comunque, che non rendono fruibile a questo territorio diciamo lo spostamento attraverso il treno. È ancora più penalizzato dal trasporto su gomma, dove da 8 anni, quasi 9 per la verità, ci sono dei lavori interminabili di ammodernamento sulla SS 121, dove per 35 km di ammodernamento ci sono cantieri aperti da 8 anni, e chissà quando finiremo. Tutto questo penalizza l'economia locale e soprattutto lo sviluppo della nostra zona industriale, che noi stiamo cercando di rilanciare con tutte le nostre forze. Sì, prego. Sindaco, se è possibile capire un attimino anche quello che è l'importanza anche, diciamo, della memoria storica che rimane, diciamo, del territorio di questa... Quello è fondamentale. Quello è importantissimo ciò che ha detto lei riguardo alle infrastrutture, perché senza infrastrutture non ci sarà mai lo sviluppo del territorio. Quindi lo sviluppo assolutamente no. Noi stiamo tentando ancora di tenere viva questa memoria, no? Ci sono molte ex strade ferrate che oggi servono come strade interpoderali, no? Anche a contadine che ci sono, a campi che ci sono lì vicino nella zona di Lercara Bassa, quindi che proprio di collegamento tra Lercara Alta e Lercara Bassa. E abbiamo organizzato insieme all'associazione Terrasfalto un percorso che siamo riusciti a fare, diciamo, subito prima della chiusura a causa Covid, un percorso dove a piedi si vedevano i resti, no, di quanto siano state importanti le ferrovie Lercara e quanto avevano ridisegnato il territorio. Penso al ponte che ancora si vede su via Gioacchino Germanà, dove passava appunto la ferrovia, alla stazione di Lercara Alta di cui si parlava, e il collegamento, no? Quindi la ex strada ferrata che c'è tra la stazione di Lercara Alta fino ad arrivare a Lercara Bassa. È un patrimonio storico che, devo essere onesto, chi è della mia generazione e ancora di più chi è più giovane di me, non gli è stato detto quanto era importante e quanto è stato, diciamo, ha fatto diventare Lercara, ha portato Lercara tra i primati di questo territorio, di questa regione, no? E quindi il nostro compito è far capire anche l'importanza di ciò che sono state e le miniere e ovviamente la ferrovia, e la ferrovia a servizio e delle miniere e dei passeggeri. Certamente. All'assessore invece vorrei chiedere quello che rimane oggi del territorio di Lercara, dell'ex rimessa, dell'ex linea ferroviaria. Mi riferisco a quello che comunque c'è nella cosiddetta, tra virgolette, Lercara Alta. Che cosa è rimasto? Cioè, noi sappiamo cosa è rimasto, una rimessa, una cisterna idrica, insomma, e varie altre piccole infrastrutture. Che cosa prevede adesso, ecco, per esempio, il comune di fare? Insomma, credo che sia dell'ASP, insomma, dell'azienda sanitaria provinciale. Dell'ASP 6, sì. Dico, c'è la possibilità di andare a recuperare un po', di valorizzare un po' quelle infrastrutture che sono rimaste anche in sinergia con le altre, diciamo così, amministrazioni territoriali? Allora, sì, quello che stiamo cercando di fare in questi anni è quello un po' di recuperare il patrimonio e la memoria di quello che è stata Lercara. Abbiamo iniziato a recuperare alcune strutture, soprattutto per esempio stiamo cercando di recuperare Villa Rose, questa villa che è stata, diciamo, una villa dove hanno abitato degli illustri inglesi che proprio hanno investito sull'Ercara, e come diceva poco fa il sindaco, proprio in questa villa
sarà proprio costruito e diciamo attrezzata per un museo, sia il museo archeologico che il museo delle miniere. Per quanto riguarda invece quello che rimane delle ferrovie, attraverso le associazioni stiamo cercando di recuperare la memoria attraverso delle passeggiate. Ancora recuperare a livello come struttura questo è un po' difficile, ma penso che lì ci voglia una sinergia che passi sia attraverso una sussidiarietà verticale, quindi con un coinvolgimento della politica regionale, ma sia anche attraverso una sussidiarietà orizzontale, ovvero attraverso il terzo settore, per esempio attraverso progetti di coprogettazione, coprogrammazione. In tal senso, ecco, la strada è ancora, cioè stiamo facendo i primi passi. Immaginiamo insieme, lavoriamo un po' di fantasia, insomma, è anche bello un po' sognare. Ma sì, io stata l'Ercana 3 di oggi se fosse rimasta quantomeno l'infrastruttura a servizio anche di un qualcosa di diverso, magari che potesse funzionare in un contesto periodico. Allora, io non è che voglio essere, diciamo, il sindaco di Lercara e quindi quello che dice che Lercara è uno dei paesi più belli, ok, però lo dico lo stesso e dico, siccome mi sono rallegrato qualche mese fa leggendo un articolo che pare che si voglia fare l'alta velocità che collega Palermo e Catania, e ovviamente bisogna passare da Caltanissetta e quindi probabilmente anche da Lercara, e quindi ci potrebbe essere la tratta Lercara-Caltanissetta. Dico una cosa, che noi siamo posizionati siamo messi in una posizione ideale per qualsiasi trasporto, cioè noi siamo a 60 km da Palermo e a 60 da Agrigento. Siamo in un punto di snodo dove chi, ovviamente parlando prima dell'avvento delle autostrade siciliane, se così possiamo definirle in un certo senso, per forza si doveva passare dall'Ercaro, o meglio la strada migliore per andare da Palermo verso Catania o da Catania verso Palermo era passare all'Ercara. Io sono convinto del fatto che se avessimo mantenuto quella infrastruttura, o per dirla ancora in maniera più campanilistica, potenziata quella struttura, ovviamente sicuramente avremmo avuto uno sviluppo importante e avremmo evitato che il territorio si spopolasse, ma non parlo di questo territorio, parlo di tutte le aree interne, cioè ogni area interna se avesse dei collegamenti con la costa e con l'area metropolitana della città, non ci sarebbe nessun motivo per cui ad esempio chi lavora a Palermo dall'Ercara si debba trasferire a Palermo, per fare un esempio. Poi ovviamente è chiaro che legato alla ferrovia c'è tutto lo sviluppo dell'area industriale, perché è più facile fare arrivare le merci in questo territorio e quindi è un volano che va a generare un indotto, un'economia che fa solo bene a tutti i territori, soprattutto alle aree interne, e soprattutto alle aree interne che se rinunciano alle ferrovie devono spostarsi sulla gomma in strade che non sono degne di questo nome, anche qualora fossero statali come nel nostro caso. Era difficile muoversi nella vostra area quando è stata realizzata la ferrovia, quindi a metà 800, ma è altrettanto difficile oggi nel 2021, insomma, anche sia arrivare all'Ercana ma anche spostarsi all'Ercana, quindi è questo il problema delle vere infrastrutture singole. E non è poco, noi peraltro progettualità, insomma, è cercare di fare rete anche attraverso tutto il sistema infrastrutturale. Ma guardi, noi abbiamo nel 2013, io finivo di fare il consigliere comunale, abbiamo accolto in maniera festosa la notizia che partivano i lavori di ammodernamento sullo scorrimento veloce. Pensavamo che nel giro di 3-4 anni, alla fine dei lavori, potevamo raggiungere Palermo in 35-40 minuti. Difatti da allora questi 35 km di ammodernamento non sono mai finiti. Domani abbiamo un incontro, per esempio, noi sindaci del territorio, con l'onorevole Cancelleri, sottosegretario al Ministero dei Trasporti, appunto per affrontare ancora una volta la questione. Ci sono dei lotti che stanno andando avanti, ma ovviamente è chiaro che non può bastare questa cosa. Io sono per, diciamo, un trasporto che sia sostenibile, no? Si parla molto di transizione energetica e quindi di trasporto green, e le ferrovie possono essere un'opportunità di questo tipo, però che un territorio come il nostro, no? La Valle del Torto, non sia raggiungibile neanche, diciamo, col trasporto su gomma, o sia difficilmente raggiungibile, ci toglie anche una delle poche risorse, no? Che possiamo implementare, che è quella del turismo, perché oggi
mi metto nei panni del turista palermitano o dell'area palermitana che vuole fare un weekend nella Valle del Torto o in queste zone qua, ovviamente preferisce le Madonie che sono più facilmente raggiungibili. Su questo argomento io sono stato 15 anni fa consulente del sindaco di Roccapalumba. All'epoca c'era il consorzio della Valle dei Torti e dei Feudi. Io implementai un progetto che si chiamava MAIF, che riqualificava la stazione di Cerda e la stazione di Roccapalumba, rendendole due portali territoriali. E queste dinamiche venivano affrontate sia dal punto di vista dei collegamenti, diciamo, viari, sia dal punto di vista del sviluppo e la conoscenza del territorio. Di quei progetti, diciamo che la cosa più evidente è stata la riqualificazione della stazione di Roccapalumba, di cui me ne sono occupato io personalmente, così come alcuni lavori che sono stati fatti alla stazione di Cerda, dove nacque il parcheggio. Però poi fondamentalmente all'atto pratico l'interazione tra vettore ferroviario e vettore stradale, quindi gommato, veniva a mancare. All'epoca progettai, forse anche con molto entusiasmo e tutto il resto, la riqualificazione di quelle che erano le autolinee, cioè non percorrere più la scorrimento veloce Palermo-Agrigento, che all'epoca già era pericolosa, ma addirittura attestare le autolinee alla stazione di Roccapalumba, dove avevo ipotizzato la nascita del cosiddetto polo lab territoriale dell'Alta Valle del Torto. Quindi questi problemi di trasportistici in qualche maniera erano stati già affrontati, ma dopo 15 anni ritorniamo ancora a parlare delle stesse cose, non per demerito tuo o di chissà chi altro, ma perché spesso le promesse alla fine rimangono tali. Io vi posso dire che per chiudere la strada ferrata di Lercara si promisero delle strade che non vennero mai costruite. Addirittura si fece una cosa, si dismise velocemente la ferrovia come se fosse stato uno sbaglio costruirla e il sedime ferroviario diventò strada. Quindi oggi, ancora oggi, è una strada interpodale. Addirittura io oggi, da appassionato ma anche da tecnico, direi: se ci fosse oggi la ferrovia a scartamento ridotto nel territorio, sarebbe un valore inestimabile per far conoscere, per far entrare gente nel territorio. Invece ci hanno privato negli anni 50 per le politiche, per una visione molto, come dire, quotidiana, non del futuro, ma di quello che è oggi. Oggi mi offrite questo, mi prendo questo, poi domani si vede. Ma oggi ne paghiamo drammaticamente le conseguenze di certi sbagli. E ancora oggi, quando io battevo i pugni sul tavolo per dire cerchiamo di salvare la linea dello Zoffo, qualcuno rideva, diceva è superfluo, è, come dire, è passata, non serve assolutamente nulla, perché comunque il nuovo, che è una galleria della Lercara, la variante di Lercara, risolverà tutti i problemi. Non ha risolto assolutamente nulla, anzi ha tagliato fuori quelle realtà che esistevano, e con la valorizzazione della Palermo-Catania si rischia di avere un territorio, il centro della Sicilia, in cui non si fermerà un treno, o se si fermerà come una chimera. E che cosa si fa? Si utilizza il gommato con le strade che abbiamo, che giustamente bisogna semplicemente andare a cercare di creare quella sinergia tra tutte le istituzioni territoriali. All'epoca cercavo di far capire l'importanza del consorzio
del consorzio tra i comuni, ma alla fine finiva sempre che vinceva il campanellismo del comune di Castronovo, che aveva la galleria, per cui era più semplice fare lavorare gente senza tener conto che magari l'Ercara aveva un passaggio a livello da sostituire e quindi non contava l'interesse di Lercara. La solita storia che conviene di più guardare alle prossime elezioni che alle prossime generazioni. Quindi da questo punto di vista, tant'è che all'epoca il museo sulla civiltà del ferroviere di Roccapalumbo nasceva come puntiglio a dire: aspettate, noi ci vogliamo riprendere la nostra identità e cominciamo da un museo. Poi dal museo potrà nascere chissà che cosa, nascerà qualche cosa che nascerà, e in questo io ci ho speso anni di energie e tutto il resto. Dopodiché a un certo punto ho detto vabbè, abbiamo capito, sarà un muro di gomma. Però scusami un attimo, io devo fare una domanda all'assessore Renzo, vorrei capire se insieme a lui o insieme anche al sindaco Marino ci sono anche le condizioni, perché insomma, anche l'immagine che stiamo vedendo si riferisce appunto all'ex stazione di Lercara Bassa. Sappiamo benissimo che oggi è una infrastruttura che è stata dismessa nel recente passato appunto per l'avvio in servizio del nuovo bivio di Lercara, quindi con la nuova variante in galleria. Sindaco, ci sono le condizioni affinché l'amministrazione comunale possa creare anche un appuntamento, fermo restando le limitazioni dettate dall'attuale pandemia, e creare un'attività anche con un gruppo di amici che possono, diciamo, percorrere questa vecchia linea ferrata, o anche parte di quella che comunque si snoda appunto nel comune di Lercara Figli, realizzando anche una ciclovia o comunque immaginando una futura ciclovia. Assolutamente, come dicevo, la prima pietra l'abbiamo posata insieme all'associazione Terra Asfalto, appunto con questo percorso col cammino delle ferrovie che abbiamo fatto a marzo del 2020, ma proprio, diciamo, 4-5 giorni prima che si chiudesse tutto causa Covid. E devo dire una cosa, che il percorso che noi abbiamo immaginato, che partiva appunto da Villa Rose, di cui ha parlato prima l'assessore, e poi facesse tutto il percorso, insomma, delle vecchie ferrovie. Ovviamente è una cosa che si può implementare e che si può pensare di organizzare anche con i comuni confinanti, no? Perché poi dall'Ercara si arriva a Roccapalumbo e ad Alia, per esempio. Allora, io ho una idea, scusate. Puoi parlare l'assessore, scusa Giorgio. Ok, scusa. Sì, no, volevo aggiungere inoltre, per promuovere proprio il territorio, stiamo cercando di fare rete con diverse associazioni che possano aiutarci a promuovere la memoria del nostro paese. Per esempio siamo entrati a far parte di 2 circuiti importanti, un circuito che è Bella Sicilia, che proprio faremo quest'anno, Covid permettendo, un documentario, e quindi faremo vedere un po' la storia e i punti principali del nostro paese. E poi abbiamo da poco partecipato con l'associazione dei borghi dei tesori alla BIT di Milano, dove proprio abbiamo parlato della storia di Lercara, di questi borghi, sempre se sarà possibile, proprio quest'estate faremo, in sinergia anche con altri comuni, perché si può promuovere il territorio interno soltanto facendo rete, faremo il Festival del Borghi, grazie alla Fondazione La Via dei Tesori, che ci aiuterà a promuovere e organizzare questo festival. In tutto questo racconteremo Lercara, quindi le miniere, il sito archeologico e anche le ferrovie. Sì, le ferrovie che potrebbero tornare a essere fruite nel territorio di Lercara, appunto, come dicevamo, attraverso una bella ciclovia, insomma, un'attività che possa essere realizzata con tanto impegno, insomma, quindi potrebbe essere una bella realtà che, arrivando anche, Giorgio, a Roccapalumbo in treno, si possa tornare a raggiungere anche in bicicletta. Sarebbe guardate che o anche a cavallo di sviluppo. Perché no in ferrovia? Giorgio, tu hai tanta sede di parlare, hai voglia di parlare, insomma, vuoi parlare? No, sì, anche perché io queste vicende me le sono studiate tutte all'epoca, e a volte anche oggi mi viene voglia di dire la mia. Per esempio, attualmente la linea è ancora armata,
perché Sì. non mantenerla armata e utilizzare al posto di una ciclovia una ferrovia con per esempio dei carrellini a motore che possono portare un numero esiguo di persone e far viaggiare questi carrellini sul binario, salendo da Roccapalumba a Lercara bassa, quindi mantenendo un percorso, un'identità del territorio. Non leggo. Ma questo non compete all'amministrazione comunale, che può fare sicuramente attività di No, semplificazione. deve essere la promotrice, ma la promotrice non singolarmente, ma come consorzio, interessare la regione siciliana, che è il primo ente che può come dire, avvallare un progetto del genere, e so perfettamente sì. Posso dire posso fare, perché hai detto regione siciliana e mi sento proprio in dovere, ma non tanto per rispetto di Lercara, ma proprio del tutto il territorio e della Sicilia occidentale in generale. È da troppi anni che la regione siciliana, cioè chi amministra la regione siciliana sembra quasi amministrare una provincia più che una regione. E allora, siccome le province sono state abolite e oggi il presidente della regione, che io stimo, Nello Musumeci, che è stato presidente della provincia di Catania, dovrebbe dimenticare che è stato presidente della provincia e che non è più presidente della provincia di Catania, ma è presidente della regione siciliana. E questo dovrebbe farlo capire anche al suo governo, e le opere e l'interesse che c'è deve essere su tutta la regione siciliana. Però voglio dire un'altra cosa, che non tutto è responsabilità del governo, ovviamente, ma è responsabilità della classe provinciale che rappresenta le province e quindi dei parlamentari eletti nelle province, e anche di noi sindaci che non ci facciamo sentire abbastanza delle volte. Io non perdo occasione per dire queste cose anche direttamente al presidente e a diversi assessori. L'ho detto recentemente all'assessore Falcone che ho incontrato qualche settimana fa, e questa cosa non è più tollerabile. Lo abbiamo visto con Raffaele Lombardo, con Crocetta, e questa volta lo vediamo anche con Nello Musumeci. È una cosa che è diventata intollerabile, lo dico molto, come dire, direttamente, ma lo dico con tutta la serenità e la sincerità e il rispetto che porto alle istituzioni. Per cui un'iniziativa di questo tipo, dove la regione ovviamente deve essere coinvolta, dove ovviamente non il comune ma l'unione dei comuni, Valle del Torto e dei Feudi, deve essere promotore, deve essere promotrice, è chiaro che, lo dico con molta, ripeto ancora, sincerità, e lo dico in maniera molto diretta, che la regione ci deve ascoltare anche se non siamo in provincia di Catania. Ecco. Questo senza dubbio, come dire, il nostro è un dialogo aperto ad idee diverse, ma comunque finalizzate allo sviluppo del territorio. Io sono nato a Roccapalumba, ormai vivo da 50 anni a Palermo, ma io sono legatissimo al mio paese. Purtroppo vedo che le cose ormai lasciano il tempo che trovano, cioè, si è troppo piccole, si è troppo, come dire, ormai le forze vengono a mancare, il territorio si è spopolato. Però fondamentalmente la Valle del Torto ha una storia da far scoprire, da valorizzare, da diffondere, soprattutto da conservare. Non c'è dubbio. Da valorizzare, e sul fatto che siamo piccoli non può essere una scusa, perché diciamo, come dice un adagio, no? Che se le formiche si mettono d'accordo possono spostare gli elefanti, per cui diciamo che noi dobbiamo avere questa capacità di metterci d'accordo, cosa che oggettivamente ci è sempre mancata a causa della conservazione di un campanilismo che ormai non ha più senso, perché se noi dobbiamo fare vincere il campanilismo tra comunità come Lercara, Vicari, Castronovo, Roccapalumba, dove non si va da nessuna parte. Possiamo metterci una medaglia a petto ogni tanto, possiamo vincere qualche battaglia, ma sicuramente perderemo la guerra. Ve lo dice uno che 15 anni fa faceva, come dire, un mestiere simile, anche se la mia era semplicemente una collaborazione a gratis dell'epoca, perché bisogna sempre dire
Giovanni, No, volevo fargli assolutamente. vedere quei disegni del scartamento ridotto, quella cartella, quelli dei fabbricati praticamente. sì. Perché meritano di essere, come dire, visti anche per la salvaguardia. Guardate un po', queste sono... Dici insomma cosa ci riferiamo a questo documento che Allora, questa è la pianta delle cosiddette case cantoniere che sono diffuse nel territorio di Lercara. Quindi è la pianta del piano terra e del primo piano. Vai avanti. non è facile andare avanti. Cantoniere per farle diventare attività ricettive, forse, no? Se non sbaglio. Sì, ormai sono praticamente tutte abbandonate, addirittura non so se sono state cedute alla regione siciliana o quindi in caso al demanio, quindi i comuni potrebbero riacquistarle eventualmente con dei finanziamenti ad hoc. Lo so. E poi il tema è uno, che essendo strutture fatiscenti, ma lo dico, ripeto, con molta chiarezza, essendo strutture fatiscenti, il comune qua. che l'acquisisce, sì. Addirittura questo è il progetto completo di questa struttura, quindi vi fa vedere addirittura come è costruita internamente e quello che era il prospetto, e questo anche in appoggio a quell'idea della scoperta dei tracciati ferroviari, delle passeggiate, avere delle soste in cui potersi rifocillare, ritrovarsi, raccontarsi, parlare di ferrovia, del territorio, perché io penso una cosa: se noi andiamo in una scuola e parliamo della ferrovia a scartamento ridotto all'Arcara, quanti bambini pensi che sapranno Zero. rispondere? Zero. Eppure è stato, come dire, un bene. Questi sono praticamente gli spaccati di questo edificio, che fa vedere anche l'aspetto costruttivo. È da evidenziare che i disegnatori delle ferrovie all'epoca erano dei splendidi disegnatori, cioè questi disegni sono disegni praticamente esecutivi. Basta ingrandire e andare a vedere quanti cocci, per esempio, costituiva la grondaia. Oggi abbiamo tutte le attrezzature CAD e via discorrente, ma queste si facevano a mano, addirittura erano delle litografie. Carta millimetrata, forse, no? No, sì, venivano fatte e poi venivano riprodotti in litografie. Quindi, ma ci sono anche i manufatti, che so, i viadotti Putiaro, per rimanere nella vostra zona, o addirittura quello che tu citavi che si chiama viadotto Fontanella, perché sotto ci scorreva una trazzera, e anche addirittura la fognatura che abbiamo ripreso da poco. Abbiamo fatto tutta la pulizia del torrente e la strada, diciamo, che era la ex, insomma, strada ferrata che costeggiava il torrente, è ritornata transitabile, ovviamente da una Jeep, chiaramente, però adesso ci si può passare. Io me ne occupai 15 anni fa perché scrissi una lettera per recuperare una locomotiva a vapore e dei carri ferroviari che dovevano essere posti sopra il ponte Fontanella, cioè al centro. Era un'idea dell'amministrazione dell'epoca. Scrissi le lettere, ovviamente poi non se ne seppe nulla, quindi come vedete c'è sempre un ritorno, come dire, delle belle iniziative che poi si arenano e non vedere la rimessa di Lercara e poi insomma chiudiamo questo. Allora, ecco qua, questo è l'aspetto il disegno della rimessa di Lercara, quella appartenente all'ASP. Come vedete è un enorme edificio
addirittura aveva le fosse di visita delle locomotive e potrebbe essere un'enorme area espositiva, un'area museale, un'area di teatro, un'area culturale, Giorgio, in generale. Un'area culturale a 360 gradi. Certo. E noi abbiamo sognato dei locali per fare una scuola di alto perfezionamento per i cantanti jazz. Noi all'Ercara facciamo il My Way Festival da 11 anni, Frank Sinatra ha origini lercaresi, e lì potrebbe essere un luogo fantastico dove poter fare una cosa di questo tipo, ad esempio. Anche perché io immagino che i genitori, i nonni di Frank Sinatra, quando partirono per andare a Palermo a prendere la nave per andare negli Stati Uniti, probabilmente hanno preso il treno nella stazione di Lercara Alta. Sì, tutti hanno preso il treno. Anche perché tutto sono passati anche personaggi illustri. Ma guarda, nell'81 passò anche il re Umberto I. Sì, ma poi ricordiamo contesti di attrazione che possono portare lustro un momento e dare futuro. Allora, noi dobbiamo ricostruire la nostra storia, salvaguardarla, perché veramente rischiamo tra qualche anno di essere figli di NN nel senso completo, perché non c'è ricordo, e quando non c'è ricordo, non ci sono radici, qualunque albero al primo soffio di vento viene spazzato via. Se hai radici profonde, che è la cultura, che sono le tradizioni, difficilmente ci si dimentica di quello che eravamo. Questo è un segno dei nostri tempi. Possiamo parlare di tutto quanto, ma poi alla fine è il pensiero, la volontà di pochi che cercano di salvare il salvabile. Cioè, io ho la passione per le ferrovie, mi occupo anche di altre cose, però fondamentalmente, per esempio, se non era mio padre che mi diceva l'Ercara, che c'era un trenino, io non avrei mai immaginato di scoprire poi tutto quello che c'è dietro, anche se mio zio viveva all'Ercara e ogni tanto lo andavo a trovare, ma sono ricordi di bambino. La grande l'Ercara, le miniere, tutto quello che è l'aggregazione di tanti aspetti umani. Purtroppo dobbiamo dire che quando praticamente furono aperte le miniere all'Ercara è stato come una rifondazione per il nostro paese, perché proprio si ebbe uno sviluppo culturale, economico, demografico. Invece la chiusura segnò profonde cicatrici, perché provocò la crisi economica, la crisi del lavoro e allo stesso tempo anche una crisi culturale. Cioè, nel senso, dopo con la chiusura, nel momento in cui sono state chiuse le miniere, poi mancò la capacità di ripensarsi come territorio, proprio si perse la capacità di ripensarlo e cambiare sia economia oppure recuperare tutto quel patrimonio. Tant'è vero che nel momento in cui furono chiusi, il patrimonio delle miniere è stato abbandonato. Nel momento in cui fu abbandonato c'è stato l'abusivismo, poi nel 93 si ricercò un po' di recuperare, ma era tardi, perché alcune strutture furono perse, altre addirittura quello che rimase divenne privato, di proprietà privata. Quindi oggi bisogna intanto recuperare l'esistente, cominciare a ripensarsi come un territorio a vocazione turistica e soprattutto fare rete, come si diceva, come abbiamo detto più volte, perché il centro, questo nostro territorio interno si può promuovere soltanto facendo rete e soprattutto facendo leva sul terzo settore. Oggi la grande forza è il terzo settore. È giusto, le politiche regionali, il governo deve fare la sua parte, però la forza è il terzo settore, che veramente e lo abbiamo visto anche durante la pandemia, la forza del terzo settore, sia dal punto di vista della solidarietà, ma anche dal punto di vista del turismo.
Io per esempio mi viene da pensare a alcune cooperative, alcune associazioni che fanno turismo esperienziale, e penso che il nostro territorio, con la sua storia, con i racconti, potrebbe veramente far leva su questo turismo, sul turismo esperienziale, che è importante, perché oggi la gente non cerca più l'oggetto da portare a casa, il souvenir, ma cerca la storia, e soprattutto una storia che si collega anche al cibo, e noi qui siamo ricchi di storie e di cibo. E anche un ambiente e un ecosistema ovviamente non indifferente, insomma, che ancora ha l'aria pulita, insomma, verde. Salubre. Esattamente, questo non è da poco questa cosa. Mi viene in mente, quando parlo di vecchie ferrovie, un po' quello che vedo in giro quando viaggio in Italia, per esempio in Piemonte, in Lombardia, soprattutto per esempio in provincia di Pavia, oppure con quello che c'era ovviamente nella zona di Voghera, oppure tanto per andare lontano in provincia di Siracusa, con delle vecchie ferrovie che adesso sono delle ciclovie, insomma, e sono un attrattore di contesti, diciamo così, economici legati anche alla mobilità sostenibile. Quindi come dire, l'Ercara Friuli ha tutte le carte per fare bene. Chiaramente non è facile, non è che si realizza domani mattina un progetto del genere, però ecco, cominciare già, il fatto che se ne parli, che ci si confronti su questo, potrebbe essere anche un punto di slancio per il prossimo futuro, fermo restando che per realizzare qualsiasi cosa serve sempre un contesto economico, quindi una progettualità e anche una visione, diciamo, economica importante. Quindi chiaramente un'amministrazione comunale da sola non potrà mai farcela, diciamo, a realizzare un progetto grande. Bene, Sindaco, vuole aggiungere qualche altra cosa in questi minuti? Sì, io solo due cose velocissime. Prego. Che diciamo sono due obiettivi che mi voglio prefissare, ma ovviamente con l'aiuto di Giorgio. Intanto gli arrivano anche complimenti all'assessore, scusi se l'interrompo. Quindi... Sì, ma l'assessore, diciamo. Dicevo ma questo è l'altro assessore nostro, l'assessore Caltabellotta, che fa parte della nostra giunta, quindi diciamo che persona interessata. Sui giusti binari, giustamente. Allora, dicevo due obiettivi, uno diciamo molto più semplice da raggiungere, uno molto più difficile. E allora, uno è quello, mi piace l'idea, mi è sempre piaciuto quello di pensare a un treno, no? A vapore, una vecchia locomotiva messa sul vecchio ponte della ferrovia su Viale Gioacchino Germanà. E noi abbiamo ricevuto un finanziamento importante che ci permetterà di riqualificare tutto Viale Gioacchino Germanà, perché è interessato da una depressione che crea, diciamo, molti disagi agli automobilisti. Verrà riqualificato tutto quello che è il marciapiede, che verrà allargato per dare un'opportunità in più ai pedoni, no? Verrà alberato tutto Viale Gioacchino Germanà, e posare lì, no, mettere una vecchia locomotiva a testimonianza del fatto che da lì una volta ci passava il treno, e insieme a tutta questa riqualificazione potrebbe essere una cosa molto importante. Devo dire onestamente, saranno forse le sinergie, non lo so, ne parlavamo con l'assessore Roto, l'assessore ai lavori pubblici della mia giunta, e questo potrebbe essere un lascito importante per la memoria di questa città, e soprattutto di questa nostra storia ferroviaria, no? Potrebbe essere un balsamo su questo sentimento di perdita che oggi c'è, quindi la memoria potrebbe aiutare. E poi un'altra cosa, visto che parliamo anche di viabilità su gomma, no? L'unica strada per arrivare alla stazione della Carabassa è la SP22. E la SP22, come tutte le strade, come molte strade provinciali, si trova in una situazione di degrado assoluto e quasi intransitabile. Con noi appena insediate abbiamo invitato i tecnici della provincia, dell'area città metropolitana, non della provincia, la provincia non esiste più, della città metropolitana di Palermo, perché stavano facendo delle piccole manutenzioni sulla SP78, che per capirci è quella che collega, no, l'Ercara a Castronovo e a Valle d'Olmo, e la SP22 è una ramificazione della SP78, e facendo queste piccole manutenzioni abbiamo portato i tecnici anche là, e ci hanno detto chiaramente: sindaco,
questa è una strada a penetrazione agricola che difatti quando fu pensata ai tempi doveva arrivare fino ad Alia e poi non è stata mai finita, e come tutte le strade a penetrazione agricola la provincia, diciamo, non ha né i fondi né l'interesse a manutenerla, anche perché dice, per fare questa strada minimo ci vuole 1 milione di euro. Per noi è molto importante, non solo perché come dire, collega alla ferrovia, no, quello che è stato anche la storia della ferrovia di Lercara e quindi all'Ercara Bassa, ma perché collega al feudo Friddi, che è il feudo da un punto di vista agricolo più importante, dove ci sono diverse imprese agricole di Lercara e che hanno molta difficoltà. Io voglio dire, dici, qual è la richiesta che il sindaco fa a Giorgio in questo tema? Magari utilizzando anche l'importanza, no, di raggiungere la stazione di Lercara Bassa per una fruizione, no, migliore anche da parte dei turisti, e quindi legata anche a questo sviluppo del territorio, potrebbe essere, diciamo, un input in più che magari l'assessore alle infrastrutture e alla mobilità, quindi l'assessore Falcone, visto che con molta buona volontà sta finanziando molte strade provinciali, potrebbe essere, diciamo, una motivazione in più, un elemento in più che ci può far accendere le luci in questo territorio. Sì, l'assessore che è molto attento a tutto quello che è le infrastrutture, insomma, negli ultimi anni assolutamente, ha lavorato molto. Allora, io penso che fondamentalmente alcuni obiettivi si raggiungono step by step, passo passo, perché realizzare tutto significa non realizzare nulla. Da parte mia, se volete, ci può essere la più completa disponibilità come dire, a studiare soluzioni, studiare anche progetti anche di recupero della memoria di Lercara dal punto di vista ferroviario. Non mi occupo di miniere, ma alla fine come dire, è un argomento talmente correlato che si può vedere e si può introdurre. Dicevo, perché per esempio non cominciate a pensare a recuperare la memoria fotografica delle stazioni di Lercara? Io quando scrissi quell'articolo ho sudato 7 camicie per trovare 4 fotografie, eppure non penso che in una cittadina come Lercara manchino fotografie di questi beni o di queste situazioni. Poi la storia la posso anche scrivere io o chiunque nell'ambito del comune di Lercara si voglia cimentare, ma cominciamo anche a far capire cos'era Lercara dal punto di vista ferroviario, dal punto di vista dei trasporti, dal punto di vista dei carretti siciliani, delle redini di muli o di quello che vuole, perché sono tutte connesse uno dentro l'altra, cioè non si può prendere il carretto siciliano e fare un museo a sé quando poi accanto c'è la redine di mule e quando accanto c'è la ferrovia, perché la ferrovia non poteva esistere se non esisteva il carretto, ma il carretto non poteva esistere se non esisteva la redine di muli. Cioè è tutto una connessione che deve essere salvata tutta assieme. Quindi le particolarità di Lercara dal punto di vista ferroviario, dal punto di vista delle miniere, bisogna, secondo me, rivederla completamente, ma soprattutto lasciare una testimonianza di dire questo era Lercara illo tempore. Perché se noi parliamo a voce, nessuno avrà, come dire, ricordo di quello che abbiamo detto, ma una carta, un documento diventa sempre un mezzo per trovare la storia, le notizie, le chicche, perché francamente ognuno nel tempo ha lasciato testimonianza di quello che era il suo lavoro, il suo intento, la sua passione. Questo signore, per esempio Pucci, era un signore che era venuto a lavorare a Lercara, eppure si è presa la briga di andare a ideare una ferrovia, e nel progetto ha descritto dei luoghi che io non conosco perché non sono di Lercara, però con un tecnico comunale di Lercara si potrebbe, come dire, ripercorrere, trovare e tutto quanto, fermo restando che la memoria poi è visiva di una locomotiva a vapore su un ponte
ferroviario è una bella idea, però purtroppo siamo arrivati in ritardo, perché di locomotiva a scartamento... Giorgio, ci si può lavorare, magari... Ci si può lavorare, l'unica locomotiva che esiste di quel tipo si trova a Catania ed è la 370, che fa parte di Fondazione. Dovremmo andare a chiedere a Fondazione se e come, in quale qualità e come fare per trasferirla all'Ercara. Giorgio, scusami, tu mi parlavi di questa idea sviluppata o quantomeno 16 anni fa, no? Per la prima volta era venuta, Sì. di 15 anni fa. 15 anni fa. Ed esisteva. Io 15 anni fa avevo acquisito il diritto di voto da veramente molto poco, diciamo. Vabbè, vedi, c'ho i capelli bianchi, anche se non ho... Io manco i capelli, per cui però per dirti... Scusi Sindaco, adesso Giorgio scusa che troppo, altrimenti poi già abbiamo sforato di quasi 20 minuti. Dico, dietro di voi vedo Sindaco e Assessore, insomma, questa bella libreria, insomma, tutti questi volumi. Quindi a questo punto, tanto per allacciare un po' a quello che diceva Giorgio, su quello che comunque è una documentazione della ferrovia, e a questo punto dico a Giorgio, perché Giorgio non si mette in sintonia con l'amministrazione comunale del Carafridi e possa iniziare a donare delle fotografie che documentano com'è lo stato della linea, dell'ex linea attualmente. Questo può essere anche un punto di partenza affinché intanto si documenta quello che c'è, quindi fare una donazione al comune di Lercara di alcuni documenti fotografici che si possono realizzare. Questo che possa essere anche d'aiuto a futura memoria, quindi per future ricerche, e iniziare ecco quella collaborazione tra le amministrazioni e le associazioni che comunque, come nel caso con la nostra associazione del comune di Capodorlando, insomma anche la sovrintendenza dei beni culturali di Messina, ha portato alla tutela dell'ex diciamo così, deposito che c'era nella stazione di Capodorlando, che tra non molto dovrebbe essere demolito e tra non molto diventerà un polo culturale a disposizione di tutto il territorio, quindi un po' in linea con quello che dicevate poc'anzi voi, con quello che sarà insomma saranno alcuni spazi appunto del comune di Lercara. Quindi Giorgio, insomma, io ti sollecito veramente a questo punto io sono disponibile, come dicevo a Letizia, io sarei disponibile a fare una mostra sulle stazioni di Lercara e fare un convegno sulle stazioni di Lercara, non di corsa, ma far capire esattamente passo passo perché era importante Lercara, cos'era, facendo anche vedere dei disegni, facendo vedere, se riusciamo, con la collaborazione di chi che sia, quello che era la testimonianza di una crescita di una comunità che trova nelle miniere una ricchezza, purtroppo non ben sfruttata, ma che si serve della ferrovia, dei carretti siciliani, delle redini di mula prima, per il benessere economico di tutto il comprensorio. Perché questa è l'importanza, far capire che le cose non si fanno dall'oggi al domani, ma ci sono dei passi successivi che portano alla realizzazione di un bene comune, così come passando al mio paese natio ci vuole c'è voluta tanta energia per far capire determinate cose, che del benessere che avevano, dell'importanza di determinate cose che qualcuno voleva completamente cancellare, o se non quasi. Cioè, questo assolutamente, siamo fuori. Basta, io non parlo più. Allora io ringrazio Luciano Marino, sindaco di Lercara Fridi, ringrazio Rosario Olivieri, assessore alla cultura del comune di Lercara Fridi, ringrazio anche Giorgio Mistretta dell'associazione di Ferrate di Roccapalumba, anche se in questo momento si trova nella splendida Palermo. Ringrazio tutte le persone che hanno avuto hanno dedicato del tempo a seguire questo nuovo appuntamento di approfondimento. Lercara Fridi si raggiunge attraverso, come si può arrivare a Lercara Fridi, sindaco? Ma da dove parti? Io lo so, voglio che lo dica lei, insomma, io lo so. Tu parti da Messina, no? Quanto tempo hai per arrivare? Un po' di tempo. Diciamo che se prendi il treno devi arrivare a Palermo e poi prendere il treno per Agrigento e fermarti o a Roccapalumba a Cammarata e chiamare qualcuno che ti venga a prendere. Perfetto. Sindaco, alla Lercara Fridi qual è il piatto tipico? Cosa si può mangiare?
Allora qua diciamo sfondiamo un mare di porte aperte, perché tra l'altro io sono anche un panificatore, diciamo, come attività principale. Siamo ex colleghi, siamo. Perfetto, questo mi fa piacere. E abbiamo vinto un contest qualche settimana fa proprio sullo sfincione, e lo abbiamo vinto contro tradizioni importanti che sono quelle bagheresi, di Monreale e anche di Palermo, no? E ha vinto lo sfincione di Lercara, ma non è tipico, diciamo, di Lercara, non c'è una tradizione dello sfincione, stiamo cercando di introdurla. Il piatto tipico di Lercara è, se parliamo di salato, l'anfriulata, che è un calzone rustico fatto con un impasto con farina di grano duro, ovviamente, dove all'interno c'è della verdura, le bietole, le patate, la cipolla, l'acciuga, la salsiccia e poi gli aromi, ovviamente. E questo, diciamo, è il piatto salato più tipico, tipicamente lercarese. E poi il dolce che più ci rappresenta, che è la pantofola, che è un dolce di pasta frolla ripiena di pasta di mandorla. E questo era il nostro dolce natalizio, che ovviamente produciamo tutto l'anno, e quindi ma anche questo, diciamo, la pantofola è simbolo del territorio, no? È simbolo del territorio, che vuol dire che a Castronovo e a Vicari ci sono moltissimi mandorleti, e quindi loro, che hanno una tradizione più agricola, più vocata all'agricoltura, mentre noi abbiamo sempre avuto una tradizione economica più vocata al secondo settore, quindi all'industria, all'artigianato, ma anche all'artigianato sulla pasticceria. Trasformavamo le mandorle che loro producevano e facendo questo bellissimo dolce che oggi, devo dire, è molto apprezzato ancora. Quindi praticamente mi sta dicendo che se vengo in treno e arrivo a Roccapalumba, da Messina in treno, poi con la bicicletta da Roccapalumba raggiungo le Calafridi, le calorie che ho consumato le posso tranquillamente recuperare. Quindi questa assolutamente sì. E anzi ti dico un'altra cosa, che se da Roccapalumba vieni in bicicletta, visto che sali fino a Borgo Manganaro, il resto per arrivare all'Arcara è tutto in discesa, per cui, diciamo, ti viene anche bene. Al ritorno è in salita, però, quindi... Al ritorno sì. Lavori permettendo, sempre. Sì, lavori permettendo. A tutti vi auguro una buona serata e alla prossima. A presto. A risentirci. A presto.